Eccoci qua, con le storiutis di Agnul Kovas e quattro chiacchiere tra amici. Prima però di dire la storiuta mi tocca dire grazie a tutti che mi stanno scrivendo e mi stanno facendo i complimenti a me, ma soprattutto a Agnul Kovas per maniera che le scrive. E ho detto di questo successo a Sofì. E Sofì, che ha la stessa vene di sopare, mi ha detto che in TVR anche un cucchiaino di zucchero al fa sulle torte. E quindi si impronse io i berivade, settimane lade, come che si dice, ecco qua, pronti via. Dove sa che i giapponesi agirano in tutto il mondo, mola. La loro moneta dà la possibilità di viaggiare senza tanto sentire il peso di svalutazione o dal sgambi. Il mese passato ho sailato in Sicilia e non sono portato a Via di Letna, 3.323 metri sulla costa orientale a nord di Catania. È uno dei più grandi vulcani in attività di terra. Le eruzioni più disastrose sono state descritte dal 1669 che hanno investito Catania e che dal 1928. Allora lì, sul monte Etna, all'Arabia già un nevore di giapponesi che stavano fotografando chialanti crateri e un al disè alle guide. Oh, al samè proprio l'infiar. La guida, voltandosi verso il gruppo, nos diserà. Incredibile, che i giapponesi. E sono stati proprio perduti. Mandi, grazie ad Agnul. Mandi, si vede domani.